Buonasera a tutti, diamo inizio alla voce di questo Consiglio Comunale. Iniziamo con l'appello, lascio la parola alla segretaria. Il Sindaco, Teo Sabina, Ludovico Matteo, Guglielmino Pierino, Uso Francesco, Terno Luca, Pellegrini Lorenzo, Uso Alessandra, Marchesano Rocco, Augusto Fabrizio, Tonovo Minoia Giovanni, Gianno Antonio, Giro Marco, Torino Alessandro, Paolo Sempre, Comicio Giovanni. Insieme agli scrutatori nelle persone di Bortoluzzo, Guglielmini e Giro. Lascio ora la parola al Sindaco per le comunicazioni iniziali. Buonasera a tutti, grazie Presidente. L'articolo 34, comma 7 dello Statuto Comunale prevede che le deleghe conferite agli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche alla revoca delle deleghe vengono comunicate al Consiglio Comunale e al Sindaco nello stesso termine. Con provvedimento 29 maggio 2013 è stato portato a 5 il numero complessivo dei componenti della Giunta al fine di consentire una migliore attività dell'organo collegiale e si è provveduto alla nomina di un consigliere delegato secondo quanto consentito dallo Statuto Comunale. È stato così nominato assessore consigliere Giovanni Italiano Minoia con attribuzione lo stesso della delega al bilancio e alle politiche del personale ed è stato altresì delegato alle politiche della pesca, dell'agricoltura, dell'industria e dell'artigianato il consigliere Rocco Marchesano. Grazie Sindaco. Se ci sono delle interpellanze, capogruppo Zanone, prego. Signor Presidente, signor Sindaco, illustri consiglieri, vorrei ripartire da dove eravamo rimasti lo scorso Consiglio Comunale, quando la minoranza è uscita per l'ennesima volta dall'Aula. La motivazione è sempre la stessa, cioè di voler sottolineare il fatto che l'amministrazione, forte del suo neanche 30% dell'elettorato, prende decisioni legittime quando si vuole, ma per non da frutto di discussione con la minoranza. Se a questo si aggiunge la farsa delle riunioni delle commissioni comunali, ridotte nel numero dei componenti e soprattutto dei contenuti, dove vengono partecipate delle decisioni già prese altrove, viene da chiedersi se per non perdere tempo converrebbe comunicare via posta elettronica e fare consigli in videoconferenza. Tuttavia, di fronte alle dichiarazioni del Sindaco riportate dalla stampa, dove afferma che i consiglieri di minoranza hanno poco rispetto del Consiglio e quindi dei cittadini, vorremmo chiedergli se ritiene che la comunicazione delle nomine degli assessori debbano essere fatte durante i lavori del Consiglio Comunale per rispetto del Consiglio dei cittadini o per mezzo di comunicati stampa. Veniamo a conoscenza infatti dai giornali del 30 giugno 2013, due giorni dopo i lavori del Consiglio, che Giovanni Minoia è stato nominato assessore al bilancio e alle politiche sociali e della delega a Rocco Marchesano delle politiche della pesca, agricoltura, industria e dell'artigianato. Grazie alla comunicazione che è stata fatta in questo Consiglio circa 2 mesi dopo la nomina dell'assessore Minoia, al quale noi possiamo fare anche i complimenti ed apprezzare lui e anche Rocco Marchesano come persona, però ci pare che, siccome lei sapeva benissimo che sarebbe stato assessore, potrebbe dircelo anche lo scorso
Consiglio Comunale. Ma alla fine questi fatti sono un poco contro, se consideriamo gli accordi con privati che il Sindaco, pur se legittimato dalla legge, ha recentemente stipulato. Mi riferisco ad accordi che prevedono una edificabilità di 860.000 metri cubi, impegnando 270 ettari di terreno agricolo. Noi della lista per il cambiamento non vogliamo entrare nel merito del progetto per ora, perché non lo conosciamo. Magari si tratta di un'opportunità interessante e necessaria per lo sviluppo del nostro territorio e della nostra attività turistica. Vogliamo solo chiedere al Sindaco se ritiene rispettoso per il Consiglio Comunale e per tutti i cittadini di Caorle non comunicare in tale sede delle decisioni prese su un progetto di questa rilevante entità, fondamentale per lo sviluppo futuro della nostra città. Adesso, signor Sindaco, almeno un pudore tardivo di voler relazionare il Consiglio Comunale sul merito di questo accordo, magari mettiamo di consigliare con l'ausilio della lavagna luminosa, non per giustificare l'esercizio legittimo del suo potere, ma per rispetto nei nostri confronti e nei confronti di tutti i cittadini. Grazie della risposta secondo il solito. Grazie Capoluogo. Sono altre personanze. Consigliere Giro, prego. Buonasera a tutti. Grazie al progetto di associazione della casa di riposo del Moschetti. Alla fine dell'anno scorso sono apparsi sulla stampa regionale articoli che hanno destato forte allarme circa la sopravvivenza della nostra casa di riposo del Moschetti. In conseguenza di questo, noi della lista per il cambiamento avevamo presentato nel Consiglio Comunale del 15 novembre del 2012 un'interpellanza che ci permettiamo brevemente di riassumere. Detto quanto apparso sui giornali nel mese di ottobre, dove la Regione Veneto, con il tramite dell'assessore ai servizi sociali, minacciava la chiusura della casa di riposo di Caorle, la controreplica del sindaco Friuli che rassicurava in merito alla circostanza contraria, noi della Civica per il cambiamento, preoccupati per le sorti non solo delle eccellenti servizi, ma anche dei dipendenti della stessa, invitiamo la Giunta, al fine di tranquillizzare la cittadinanza, alcune assicurazioni in merito alla statica dell'edificio, servizi a norma, rapporto con la Regione Veneto, in particolare con l'assessorato ai servizi sociali, rapporto tra paziente e volume per case di riposo, situazioni igienico-sanitarie della struttura, canone di locazione che l'azienda sociale versa al Caorle Patrimonio e l'utilizzo della struttura. Si era capito anche dalle risposte dell'amministrazione che il pericolo della chiusura era collegato con la mancata messa a norma della stessa nel rapporto ospiti-superfici. Da qualcosa aveva previsto un ampliamento di circa 400 metri quadri. In ogni caso, l'assessore ai servizi sociali affermava che il progetto esecutivo di ampliamento è stato approvato dalla Camera del Patrimonio e da breve saranno reperite le risorse per eseguire i lavori. Rimaneva la doppia preoccupazione per gli ospiti e i loro familiari e più circa 70 dipendenti. Ora, a distanza di quasi un anno, chiediamo al signor Sindaco e all'assessore ai servizi sociali quale sia la situazione attuale e più precisamente quando partiranno, se partiranno, i lavori di ampliamento. Dobbiamo inoltre in questa sede, forse dai banchi dell'opposizione, spingere una parola di plauso per gli amministratori e per tutto il personale del Buon Moschetta, sia l'impegno profuso nel sollecitare la realizzazione degli ampliamenti, sia per l'apprezzamento ricevuto in una recente visita da parte del nuovo direttore generale Erasmo Nordici. Spero una risposta, nel senso dell'articolo 16 del regolamento del Consiglio Comunale e in sede di seduta consigliare. Signor Presidente, signor Sindaco e tutti i colleghi, come tutti sanno, nella notte di sabato 14 luglio 2013 un ennesimo incendio è divampato a Caorle nella pineta Orsi Verde di Valle Vecchio, attutita da un rogo nel 2012. Le fiamme, come riportato dai media, hanno divorato ancora una volta alcuni ettari di vegetazione boschiva. Non si è esclusa l'ipotesi dolosa dell'incendio. Sembra che ad applicare il fuoco sia
stato un razzo sparato da uno dei campi di Falconara. Volevo ricordare che per quanto riguarda gli incendi di boschi c'è una legge dello Stato, esattamente la legge numero 353 del 1990, che prevede l'istituzione da parte dei comuni di un catasto delle aree colpite e escluse dal fuoco. Tutto questo per escludere in radice la possibilità di identificazione successiva delle aree interessate. Questa interpellanza, signor Sindaco, per chiederle se anche lei è a conoscenza di questa legge, come ne sono certo, la sua amministrazione intende adeguarsi alle norme legislative come già hanno fatto numerosi comuni, quali sono state, quali sono e quali saranno soprattutto le misure di prevenzione di questi incendi e di controllo della zona di Valle Vecchia alla luce degli ormai annuali incendi di ettari di bosco. Quindi una risposta secondo il subito dell'ordine. Consigliere Giro, prego. Grazie. Questa ragazza sul commercio ambulante in Corso Genova. Come sappiamo, Corso Genova è una specie di centro storico chiuso al traffico, un viale alberato, ai cui lati si trovano dei porticati al cui interno si affacciano numerosi negozi. Sarà che sotto i portici c'è un po' di buio, sarà che si respira un'area di cementificazioni anni 70, sarà che le stagioni estive a Porto Santa Margherita diventano sempre più corte, sarà che la crisi economica non favorisce certo il commercio stagionale ha ridotto i stretti confini. Fatto sta che in questi giorni abbiamo raccolto alcune lamentele da parte di commercianti residenziali proprio di Corso Genova in merito alla presenza di altri commercianti ambulanti nello stesso corso proprio di fronte ai loro negozi. A detta degli interessati, la presenza del commercio ambulante in tale sede è abusiva in quanto i loro permessi sarebbero stati emessi secondo una erronea interpretazione della legge sul commercio. Con questa interpellanza, signor Sindaco, le chiediamo di dare esaurite spiegazioni in merito. E una risposta ai sensi dell'articolo 16 del regolamento. Grazie, consigliere Giro. Prego. Signor Presidente, signor Sindaco, colleghi di maggioranza e anche di minoranza. Quante donne e quanti uomini vengono ammazzati ogni giorno? Guerre, odi, rancori personali, freddo cinismo degli stati, delinquenza, droga. Fa una gara per infrangere quel comandamento sacro che impone agli uomini di non ammazzare. Eppure da Caino che ammazza Abele, da Romolo a Remo, da Giorazzi e Cugliazzi fino ai nostri giorni, la storia dell'umanità è sempre immersa nel sangue dei morti ammazzati. Ma c'è un delitto che supera tutti gli altri, un delitto che viene commesso non tanto perché l'uomo è la belva più feroce di tutti gli animali, ma solo per il fatto che bisogna affermare il proprio dominio sulla donna ed annientare, eliminare, cancellare la figura femminile come tale, proprio perché rappresenta la femminilità. Sto parlando del femminicidio, che è stato definito una forma estrema di violenza contro le donne. Mi permetto di portare questo argomento, questa problematica in Consiglio Comunale, perché sempre più veniamo a conoscenza di sottometto episodi di femminicidio. Solo nel 2012, secondo l'indagine svolta dalla Casa delle Donne, per non subire violenza sede a Bologna, i femminicidi in Italia sono stati 124, in tanti omicidi di donne 47. Il 70% circa delle donne è stato ucciso da uomini con cui le donne avevano o avevano avuto una relazione sentimentale, mariti, compagni, ex mariti, ex compagni, eccetera. La maggior parte degli omicidi vengono compiuti nella casa della coppia, della vittima o dell'autore. Circa l'80% delle donne sono italiane, ma anche gli autori sono italiani. La maggior parte di loro vivono nelle regioni del nord. In sintesi, in Italia ogni 3 giorni viene commesso un femminicidio. Attualmente da gennaio ne sono stati commessi circa 100. La motivazione è sempre la stessa, anche se le modalità e le concause sono diverse. Si tratta sempre di quel sentimento di possesso che l'uomo ha nei confronti della donna. Un sentimento morboso, non accetta il dialogo, il confronto, il rispetto, ma conosce solo il superego che alberga purtroppo dentro ciascuno. Cosa fare per ovviare a questo triste e disperato fenomeno?
Come si pone la città di Caorle di fronte a questi efferati delitti che colpiscono la figura femminile? Questa interpellanza è stata istituita senza finalità polemiche, ma per sensibilizzare questa amministrazione al problema. Quindi mi permetto di chiedere al signor Sindaco se condivide con noi questa preoccupazione, cioè la preoccupazione per il dilagare del fenomeno del femminicidio. Se l'amministrazione di Caorle conosce i dati del fenomeno anche nel nostro territorio. Se l'amministrazione possiede una strategia per arginare questi delitti. Si sta intervenendo sulla prevenzione a livello di formazione, magari in collaborazione con le scuole, le parrocchie, le famiglie e le associazioni. Se ritiene sia doveroso istituire una qualche forma di protezione delle donne, possono trovarsi nella necessità di dover sfuggire ai soprusi e ad un eventuale disagio familiare attraverso l'istituzione di un numero telefonico di aiuto e un riferimento riservato. Infine, se ritiene, come hanno già istituito molti comuni, dotarsi di una residenza segreta e protetta dove le donne perseguitate possono rifugiarsi. Si chiede una risposta secondo il solito. Grazie per questo consiglio. Consigliere Zillo, prego. Avendo l'oggetto Salviamo Cacormiani. Questa interpellanza nasce spontaneamente dal racconto di due illustri cittadini di Caorle. Il primo racconta di essere stato in Cina, a Shanghai per esattezza, di aver visitato, come da programma del suo viaggio turistico organizzato, un'antica fattoria cinese, quale esempio di usi, costumi e tradizioni presenti in quei luoghi molto prima della collettivizzazione monista. Il secondo, invece, ci ha raccontato di un treno che, partendo dalla stazione centrale di Budapest, si è inoltrato nella campagna ungherese fino ad arrivare in un tradizionale complesso agricolo, dove i passeggeri sono stati ospitati dall'atmosfera dei violini mitiganti e delle usanze locali. Ma questa interpellanza vuole essere anche la continuazione di una precedente, che noi della lista per il cambiamento avevamo posto all'attenzione del sindaco, riguardante lo stato di decadenza del centro aziendale di San Gaetano. Questa volta dobbiamo porre l'attenzione sullo stato di abbandono, di cambiamento e di crolli in cui si trova parte del centro storico dei Cacormiani, numerose case agricole dell'azienda di riferimento, patrimonio architettonico, culturale e umano, la storia e tradizione contadina del comune di Caorle. I immobili non sono di proprietà del comune di Caorle, ma è proprietà di tutti noi la storia, le tradizioni e il ricordo di generazioni di cittadini caornesi che sono nati, vissuti ed hanno lavorato presso l'azienda agricola dei Cacormiani, che rappresentano una testimonianza insostituibile per il nostro contesto sociale. La nostra lista per il cambiamento, in effetti, avrebbe voluto cambiare la sensibilità dell'amministrazione di cause in merito alla conoscenza di questi come di altri luoghi storici dell'entroterra agricolo, in merito alla loro salvaguardia, al loro recupero urbanistico, soprattutto in prospettiva di una loro valorizzazione turistica. Di più né meno di come vengono gestite queste aziende sia nella lontana Cina che nella vicina Ungheria, come riportato dai ricordi di viaggio dei nostri illustri cittadini. Inoltre era nel nostro programma mettere finalmente in un circuito ciclopedonabile, non solo, i siti aziendali agricoli presenti nel territorio comunale. Uno dei motivi per cui siamo contrari, e non perdiamo occasione di sottolinearlo in ogni seduta del Consiglio Comunale, l'approvazione frettolosa del PAC, senza nessuna revisione seria delle premesse, del contenuto e delle sue future applicazioni, è perché il PAC, così come è attualmente impostato, coinvolge la fisionomia ambientale delle nostre campagne, producendo un danno enorme e non più rimediabile allo sviluppo di un nuovo turismo basato sul rispetto dell'ambiente, sulla storia, sulla cultura, sulla salute e sul benessere. Volevo chiedere al signor Sindaco se anche lei è d'accordo sulla salvaguardia urgente, sul recupero delle case agricole e sul centro storico dei Cacormiani. Se esiste un rapporto di collaborazione tra questa amministrazione e la proprietà dei Cacormiani in modo da favorire tale recupero. Se pensa che il patto, così come è impostato, possa salvaguardare questo centro storico e in genere possa rispettare e salvaguardare il nostro entroterra. In definitiva, se anche lei è d'accordo nell'espandere ulteriori
di ulteriori 2,5 milioni di metri cubi l'abitato di cave occupando il territorio agricolo. Si viene una risposta del 6,16 del regolamento. Grazie consigliere Zillo. Gruppo Zero, prego. Signor Presidente, signor Sindaco, illustri colleghi, desidero esprimere a nome mio personale e di tutto il gruppo consigliare che rappresento solidarietà al corpo della Polizia Locale di Caorle per il vile attacco da parte di sconosciuti che hanno dato fuoco alle loro 4 macchine. Oltre al danno materiale considerevole per la distruzione di alcune auto e il danneggiamento di altre, non possiamo non tener conto del grave danno morale prodotto da questo esecrabile atto intimidatorio non solo nei confronti di tutte le persone che lavorano nella polizia locale, ma anche di tutti i cittadini di Caorle. Tuttavia, in considerazione anche delle dichiarazioni fatte al mezzo stampa del sindaco subito dopo l'accaduto, dove venivano subito individuati i colpevoli, inizialmente tra i comprati, poi in subordine, come si usa nel linguaggio oratorio, tra i giostrai, vorrei chiedere, signor Sindaco, se a distanza di circa 2 mesi dall'accaduto si è avuto conferma delle sue supposizioni, se ci sono altri indizi o se ritiene che sia stato individuato con altrettanta sicurezza in altre persone responsabili della criminale. Visto che siamo nel tema e come consiglieri di opposizione svolgiamo istituzionalmente il ruolo di controllo, considerato che raccogliamo anche il pensiero e le indicazioni dei nostri elettori, oltre che di molte altre persone, sia residenti che turisti, abbiamo il dovere di soffermarci sul rapporto di questa amministrazione comunale con il corpo della polizia locale. Vogliamo soffermare soprattutto in relazione a 2 fatti. Il primo riguarda i proclami, sempre a mezzo stampa, sui brillanti risultati ottenuti nella lotta contro il commercio abusivo. Il secondo sulla meticolosa e puntuale applicazione del codice stradale da parte della nostra polizia locale. Per quanto riguarda il primo punto, pur rendendoci conto della enorme difficoltà del controllo del commercio abusivo, pensiamo che i sequestri di merce abusiva enfatizzati dalla stampa questi giorni siano da ritenersi non la soluzione del problema, come si è tentato di far credere, ma solo un momento del contrasto alla illegalità endemica dilagante ancora nelle nostre spiagge. Inoltre, sempre secondo la stessa compiacente pena giornalistica, sempre interpretare con precisione tra l'altro il pensiero del sindaco, è sembrato che il nuovo regolamento contro l'abusivismo fosse farina del sacco del nostro baratto. La sua applicazione avrebbe comportato la definitiva sconfitta della illegalità nelle spiagge e la minoranza, assente dalla votazione in qualche modo, sarebbe stata contraria all'applicazione di questo nuovo regolamento, se non complice essa stessa dell'abusivismo. Nulla di tutto questo. Come tutti sanno, il regolamento è farina del sacco dell'amministrazione comunale di San Michele Tagliamento. I nostri amministratori hanno condiviso e copiato di sana pianta. Il commercio abusivo, nonostante le azioni effettuate anche per merito delle altre forze dell'ordine presenti a Caorle, non solo non è stato sradicato dagli arenili, ma è perseverato e in alcuni casi anche incrementato. Per rendersene conto basta trascorrere una giornata in spiaggia. La minoranza, signor Sindaco, in quell'occasione, meno la minoranza che io rappresento, in quell'occasione come in altre era uscita da questo Consiglio per sottolineare ancora una volta l'assoluta mancanza di discussione dei punti all'ordine del giorno nelle commissioni, dove viene data, come abbiamo detto anche in una interpellanza precedente, comunicazione ai consiglieri di minoranza, talvolta, come abbiamo avuto modo di apprendere in questi giorni anche di maggioranza, in decisioni già prese altrove. A questo punto vale la pena di chiedersi se conviene eliminare del tutto queste commissioni comunali e diffondere le grida del sindaco solo per via email, evitando così di perdere tempo prezioso e ridicolizzare quelli che dovrebbero essere i compiti dei consiglieri comunali. Quanto attiene al secondo punto, cioè sull'azione complessiva della polizia comunale, vorremmo soffermarci un attimo
la figura professionale del poliziotto urbano, che noi pensiamo debba essere un cardine sicuro della vita sociale di un paese civile. Come sappiamo, la fonte principale sulle sue funzioni è stabilita dalla legge 7 marzo 1986 numero 65 e dal decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112. Dalla lettura di queste leggi emerge chiaro che la polizia locale è sottoposta alle direttive del sindaco del comune in cui esplica le sue funzioni. Bene, signor sindaco del comune in cui esplica le funzioni della polizia locale di Caorle, con questa interpellanza vorremmo sapere quali sono state dal giorno della sua elezione le direttive nei confronti della polizia locale. Se c'è documentazione scritta del rapporto della sua amministrazione con il corpo della polizia locale. Se in definitiva esiste una politica documentata di questa amministrazione nei confronti dell'esercizio delle funzioni dei poliziotti comunali. Se la loro attività è del tutto autonoma, affidata all'esperienza personale, alla buona volontà e alle indubbie capacità professionali del loro comandante e delle singole unità, se esiste un riferimento politico di indirizzo. Perché poi quando veniamo a trascorrere le vacanze a Caorle e magari in spiaggia non abbiamo il piacere di vedere passeggiare sul lungomare la figura di qualche poliziotto che almeno sia di deterrente alle diffuse illegalità, non siamo vero a Venice Beach, che non è la spiaggia del Lido, ma vi assicuro che quando si è voluto con la tolleranza zero non solo il commercio abusivo ma anche altre illegalità sono state del tutto debellate. O magari dobbiamo compiere da turisti lo slalom tra una foresta di paletti indicativi di regolamenti e divieti con la certezza che, pur non volendolo, infrangeremo il codice per cui ci verrà appioppata una multa, immancabile souvenir della nostra città. O magari se la sera avremo la sbaragliaggine di parcheggiare l'auto di posti conosciuti solo dai figli della vedova, e la disavventura di soffermarci un po' di più in centro storico, magari incrementando l'economia locale, state pur certi che troveremo l'auto rimossa. Ora, signor Sindaco, le chiedo, è turismo tutto questo? Secondo lei, quale sarà quel turista da cui è stata sequestrata la propria auto che dopo aver pagato una salatissima multa ritornerà a trascorrere i suoi soggiorni estivi a Caorle? Quale sarà la pubblicità per il nostro turismo questo sfortunato turista esternerà nel suo paese di provenienza? Perché dobbiamo continuare a vessare turisti residenti, sfidendo anche la professionalità stessa della polizia locale nel solo nome del codice e allo scopo di fare cassa, di mantenere il budget? Ma soprattutto vorremmo sapere quali sono state le sue direttive implementate al proposito, se mai ci sono state, soprattutto quali saranno in futuro, tenendo conto dell'immagine turistica e anche oramai della dicotomia tra il dovere della polizia locale comandata a far cassa e la situazione generale di crisi economica dove anche pagare una multa diventa per molte famiglie molto problematica. Grazie delle risposte, secondo essere. Grazie per il tuo lavoro. Ci sono altre interpellanze? Andiamo col primo punto, col secondo punto all'ordine del giorno. Discussione dell'interpellanza presentata dalla Civica per il Cambiamento Antonio Zanon dal titolo Spazi per campagne elettorali presso il cimitero di San Gaetano. Relazione al Sindaco. Grazie Presidente. Per quanto attiene allo specifico quesito sulla disposizione degli spazi per propaganda elettorale presso il cimitero, si condividono le osservazioni del capogruppo quanto all'isolamento di tale luogo, la cui difficoltà di accesso è aggravata dalla disposizione pettine dei tabelloni. In riferimento ad eventuali altri spazi disponibili è in corso una critica da parte degli uffici competenti nel territorio della nazione, tenendo in considerazione come presupposti. Gli spazi per propaganda devono risultare a distanza superiore a 200 metri dal seggio. È opportuno che gli impianti di propaganda insistano su sedili appartenenti al patrimonio del demanio comunale. Le installazioni nei pressi di aree di circolazione devono risultare conformi al codice della strada. Per quanto attiene invece alla disposizione a pettine,
La stessa viene adottata dai comuni in considerazione del minor numero di tabelloni necessari, visto che in tal modo i manifesti possono essere affissi anche sul retro. Considerato da un lato il proliferare di liste e di sostenitori che si registra negli ultimi anni in tutte le consultazioni e verificati dall'altro lato i rilevanti costi di turnelli elettorale, anticipo sinora che sarà oltremodo difficile organizzare in modo diverso la disposizione degli stessi, che peraltro risulta conforme alle disposizioni ministeriali in materia. Grazie Sindaco. Prego, che Grazie della risposta. Almeno per quanto riguarda la frazione di San Gaetano, ma anche nelle altre frazioni, un po' sembra che la sua risposta si ricevibile dal punto di vista formale, ma dal punto di vista pratico, in qualche modo sembra voglia dire non vogliamo rimboccarci le maniche per vedere se ci sono delle soluzioni alternative. Questa è un po' l'impressione. Ormai siamo abituati a fare così, là c'è la possibilità di mettere queste robe, è anche facile montare i pannelli a pettine invece che mettere diversamente, per cui meglio, visto che dal punto di vista formale siamo posti in maniera inaccessibile, non facciamo niente. Io limiterei veramente per le prossime tornate elettorali a vedere un attimo anche con gli uffici competenti la possibilità, sempre per dare dal punto di vista della partecipazione democratica dei cittadini, la possibilità di fare una scelta nel miglior modo possibile. Sindaco. Lei, capogruppo del no, ha recuperato solo una parte della mia risposta, ovviamente perché era conveniente recuperare solo una parte. Le ripeto che è volontà di questa amministrazione identificare un'altra area che garantisca una maggiore visibilità, ma non si è disponibili a modificare la disposizione a pettine perché questo comporta una maggior componente di spesa che in questo momento non possiamo sostenere. Grazie Sindaco. Passiamo ora all'interpellanza presentata dalla lista civica Alessandro Borin. Il TAR del Veneto differisce l'applicazione delle imposte di soggiorno del Comune di Caoli all'esito dell'udienza del 21 maggio 2013. Relazione al Sindaco. Ecco, siccome questa interpellanza presentata dalla lista Borin ha di fatto il medesimo contenuto di altra interpellanza che era stata presentata dalla lista civica Antonio Zanon, io, se il Presidente è d'accordo, darei risposta congiunta per comodità. Allora, si risponde congiuntamente all'interpellanza presentata in data 29 aprile 2013 dalla lista civica Alessandro Borin, avente ad oggetto il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto differisce l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Caoli all'esito dell'udienza del 21 maggio 2013 e dall'interpellanza presentata in data 29 aprile 2013 dalla lista civica per cambiamento avente ad oggetto ricorso contro le modifiche al regolamento sull'imposta di soggiorno. Con l'ordinanza cautelare emessa in data 22 maggio 2013, il TAR Veneto ha giudicato legittima sia la delibera del Consiglio Comunale di istituzione delle imposte di soggiorno e di approvazione del relativo regolamento, sia la delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe dell'imposta, sia la delibera di Consiglio Comunale e la successiva determina dirigenziale di affidamento ad ABAC SpA della gestione delle attività di controllo, liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, sia infine la delibera di Consiglio Comunale che consente di procedere all'attività di accertamento e riscossione dell'imposta a prescindere dall'ammontare del credito tributario. Poiché con la medesima ordinanza l'entrata in vigore dell'imposta di soggiorno è stata fissata per il 1 giugno 2013, ne consegue che rispetto alla previsione iniziale di entrata in vigore per lo scorso 1 maggio vi è un mancato gettito nelle casse comunali di previsionali euro 85.000, oltre al maggior costo per le spese legali sostenute, atteso che il giudice ha disposto la compensazione delle spese. Per rispondere pertanto al primo dei quesiti posti dalla prima interpellanza, la suddetta mancata entrata potrà essere compensata con un eventuale possibile maggior gettito rispetto alla previsione di bilancio, ovvero in difetto mediante una pari variazione entro i termini di legge, con conseguente eliminazione di uno o più eventi, ovvero di riduzione delle risorse destinate alla promozione
o ai servizi e alla sistemazione dell'albergo urbano e dell'alimento della città. Analoga soluzione, ben più drastica, si sarebbe dovuto certamente acquistare di fronte alla possibilità, peraltro di pura finzione, che l'imposta di soggiorno non fosse oggetto di applicazione con un ammanco di euro 1.400.000 circa, secondo l'approvato bilancio di previsione, che prevede, contrariamente a quanto sostenuto nell'interpellanza, l'indicazione specifica e ripartita delle somme destinate a finalità turistica. L'ipotesi puramente teorica si ripete, atteso che il ricorso non ha ad oggetto censure gravi da inficiare l'applicazione degli imposti di soggiorno, ma semmai alcune modalità applicative di essa. Si specifica inoltre che avverso la citata ordinanza del TAR Veneto 22 maggio 2013 i ricorrenti hanno presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato con richiesta di sospensiva, la cui udienza di discussione in Camera di Consiglio è stata fissata per la data odierna. Si è tuttora in attesa del deposito del provvedimento giudiziale che definisce il detto ricorso. Si specifica altresì che nelle more dell'interpellanza è pervenuto un secondo ricorso al TAR avverso atti e provvedimenti relativi all'imposta di soggiorno, in ordine al quale è intervenuta in data 20 giugno 2013 altra ordinanza cautelare di rigetto della richiesta sospensiva. Anche avverso detta ordinanza i ricorrenti hanno presentato appello al Consiglio di Stato, procedimento in ordine al quale non è ancora stata fissata l'udienza di discussione. Si specifica infine che sempre nelle more dell'interpellanza è pervenuto un ricorso straordinario al Capo dello Stato, in ordine al quale non è ancora pervenuto il provvedimento presidenziale. Si ritiene di aver dato risposta alla prima parte anche della seconda interpellanza. Con riferimento al primo quesito della seconda interpellanza si risponde che per quanto riguarda la concertazione con le categorie, prima dell'introduzione dell'imposta e con la consulta successivamente, l'amministrazione comunale ha tenuto in 9 mesi 8 incontri, oltre ai 3 tenuti dal concessionario comunale lo scorso mese di aprile. Con riferimento al secondo quesito si risponde che il problema dell'accoglimento del ricorso si ritiene superato per le regioni sottoposte. Con riferimento infine al terzo quesito si risponde che il TAR, con le 2 citate ordinanze cautelari, ha accertato la legittimità di tutti gli atti e provvedimenti relativi alle imposte di soggiorno, confermando la correttezza dell'operato del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e dei dirigenti. Grazie Sindaco. Capogruppo Bonin, prego. Grazie Presidente, buonasera innanzitutto. Prendo atto della risposta del Sindaco che fondamentalmente poi giunge a distanza anche di considerevole tempo dalla presentazione dell'interpellanza, tant'è che addirittura in questo senso mi sento di riallacciarmi a quanto oggi sollevato con l'interpellanza del capogruppo Zanò in merito alle comunicazioni, come dire, non dirette ma per comunicati stampa, di guisa che di fatto noi teniamo a conoscenza delle risposte che questa sera ci ha dato il Sindaco ben prima della sede consiliare tramite comunicati stampa. Ciò dipende dal fatto, secondo me, che si potrebbe ampliare lo spazio da destinare alle risposte delle interpellanze, così che ad esempio queste interpellanze avrebbero potuto ottenere le opportune risposte dei presidenti dei consigli comunali, riflessione sulla quale invito questa amministrazione a trasmettersi. Grazie Capogruppo Bonin. Passiamo ora all'interpellanza presentata dalla lista civica Alessandro Borin, manutenzione e dotazione di giardini, parchi e mezzo pubblico. Relazione all'assessore Tello. Grazie Presidente. L'interpellanza intende far rilevare che i nostri parchi, giochi e le scoperte delle scuole risultano non perfettamente rappresentati, mancando i tappeti gommosi alla base dei giochi e che alcune aree di gioco sono prive di manto erboso. Non nascondiamo che in alcune aree verdi vi è la necessità di una più accurata manutenzione, ma non risulta nemmeno uno stato di degrado di incuria come è stato scritto nell'interpellanza o si vuole far intendere. Tuttavia, appena le disponibilità economiche lo consentiranno, sarà sicuramente nostra cura intervenire laddove è necessario e come è stato suggerito.
Per quanto concerne invece lo spaccio nelle aree di pertinenza delle scuole, si precisa che lo stesso è iniziato il 30 aprile, immediatamente dopo che la lezione didattica ci ha fatto pervenire il programma, giorni e orari, per potervi accedere con mezzi e personale incaricato. Lavori comunque che ad oggi hanno la loro continuità. Grazie Presidente. Anche in questo caso si tratta di un'interpellanza che risale al 29 aprile. Noi senz'altro ci rendiamo anche conto e ne diamo atto che attualmente la situazione è diversa da quella che veniva rappresentata nell'interpellanza. È anche pur vero però che la memoria fotografica dello stato dei parchi, dei giardini e del verde pubblico di allora senz'altro si scontra con quanto questa sera riferito dall'assessore. Peraltro le ristrettezze economiche, e con questo vorrei più altro fare un'osservazione di colore, ma magari qualcuno potrebbe trarne spunto, risulta che in situazioni di ristrettezze economiche, analoghe a quelle che magari questo assessore aveva riferito in risposta all'interpellanza, altri amministratori pubblici abbiano preso diverse e più radicali soluzioni. Mi riferisco ad esempio al primo cittadino di Castagneto Carducci che per protesta ai tagli imposti dal governo allora ebbe a intraprendere una singolare forma di protesta, il cosiddetto frullino dei, termine meno nobile per indicare il legge scudatore, attraverso il quale è stata decisa da Fabio Titti, questo nome del sindaco di quel comune, autorità operate dagli enti locali e della finanziaria, di attivarsi personalmente per il legge scudatore e andare a tagliare per dare un segnale concreto anche ai cittadini che questa amministrazione effettivamente è di ristrettezza economica, ma che comunque Assessore prego. Sì, solo per precisare, consigliere Borini, che comunque le foto le abbiamo viste e siamo andati anche di persona a fare un sopralluogo su tutti quelli che sono i nostri parchi e quant'altro. Per quanto riguarda comunque la manutenzione dei giardini, del corpo, che c'è stato comunque anche il fenomeno del tempo che non ha contribuito, e vi ricordo come letto comunque che abbiamo dovuto prima attendere direzione dalla direzione didattica e poi siamo intervenuti. Poi io sono d'accordo con lei, se altri amministratori si vanno a comprare qualsiasi mezzo va benissimo, io non lo so usare, evidentemente sono stati messi in atto tutti i dipendenti del comune e comunque ringrazio per la sua osservazione che ha fatto per i parchi. Grazie Assessore. Passiamo ora all'interpellanza presentata sempre dalla civica Alessandro Borini, Gormenti a Porto Falconeras, sull'azione all'assessore Teno. In risposta all'interrogazione presentata dalla lista civica Alessandro Borini durante la seduta del Consiglio Comunale del 29 aprile in ordine alla situazione della concessione demaniale a Porto Falconera, si conferma quanto risposto nella precedente interpellanza invece del 23 luglio 2012. Infatti, a seguito dell'incarico dei rilievi per la stesura telematica dei modelli per la presentazione della domanda di concessione, si riferisce che successivamente alla chiamata interpellanza è stata presentata domanda di concessione demaniale marittima presso gli uffici competenti del Bene Civile Regionale e per conoscenza la Capitaneria di Porto di Venezia. Ancora di più, contestualmente alla domanda di concessione, è stata presentata anche domanda per la consegna anticipata e presa in carico della stessa area. In data 27 giugno 2013, il Genio Civile ha espresso parere favorevole al rilascio dell'anticipata demaniale, ai soli fini di consentire l'uso dei beni del demanio marittimo per l'esecuzione dei lavori di rimozione delle attuali strutture fatiscenti e pericolanti che insistono in quel sito, per la salvaguardia della pubblica incolumità. Anche la Capitaneria di Porto di Caori, in data 25 luglio 2013, ha espresso parere favorevole, condizionato ad opportuni atti ed accorgimenti inerenti alla demolizione e realizzazione di pontigli. Nel frattempo questa amministrazione si è attivata con alcune ditte per la determinazione dei costi necessari per la rimozione delle strutture e pontigli pericolosi. Nel mese di luglio sono stati raccolti preventivi di spesa, da quale nell'ordine di 20.000 euro. Nel mese di settembre, a iter concluso naturalmente per la disponibilità dell'area a favore di questo comune, si procederà alla rimozione dei manufatti presenti. Per quanto concerne le modalità di gestione, i criteri di assegnazione di costi parte, così come la progettazione di nuovi ormeggi, si ritiene di dover valutare a concessione ottenuta, che qualora si avviene i lavori di rimozione delle vecchie strutture.
Assessore, consigliere Fava, prego. Sì, ringrazio l'assessore per la risposta, considero esauriente, esaustiva e mi permetto solo di aggiungere un'osservazione, anzi meglio un auspicio. Siccome da quanto si capisce stiamo per entrare nella fase operativa dopo quasi un paio d'anni trascorsi dal famoso blitz della capitale di Porto, ebbene l'auspicio che esprimiamo è quello che chiediamo che ci sia il coinvolgimento della popolazione, in particolare delle persone che hanno questi mesi manifestato nei confronti dell'amministrazione comunale il desiderio di poter avere in quel posto la possibilità di organizzare la propria imbarcazione con evidentemente un atteggiamento di preferenza nei confronti dei residenti del comune di Calde. Quindi che sia un processo trasparente, partecipativo, sia nella definizione dei confini, delle strutture da realizzare, sia poi nella definizione dei criteri di gestione, di assegnazione e poi gestione di questi porti barca. Perché pensiamo che la